Allora, finalmente questa squadra è arrivata in Serie B, un sogno che portava avanti già il fondatore anche di questa squadra. Come si è arrivati a questo risultato? Con quali difficoltà, quali eventi? Io ne raccolgo i frutti perché il protagonista della vittoria del campionato sono stati i giocatori, è stato Alessandro Calori, l'allenatore che adesso non c'è, è andato a Padova e del quale io tra virgolette ne sfrutto il risultato ottenuto e ne raccolgo il grande entusiasmo che questa squadra ha ad affrontare un campionato importante. Qual è stata anche un po' la storia di questa squadra? Beh, loro sono una squadra che negli ultimi 4-5 anni ha vinto tre categorie, quindi è una grande tradizione in questo momento di successi. Si presenta da esordiente nel campionato nuovo di Serie B con grande entusiasmo e con la volontà di fare bene. Sempre diciamo, con le stesse persone, quindi è sempre la stessa squadra che ha portato avanti. Gran parte del gruppo dei giocatori, alcuni dei giocatori hanno vinto 2 o 3 campionati, quindi hanno una memoria di successi molto importante, molto presente, che darà un grande contributo a portare questo entusiasmo in questo campionato che sicuramente sarà molto difficile e molto combattuto. Quali sono le bestie nere per il prossimo? Ma guarda, non ce n'è tante di bestie nere, o meglio ce ne sono tutte, perché il Portogruaro in questo momento diciamo che parte dall'ultimo posto ma con la motivazione di arrivare il più in alto possibile, di trovare qualcuno che alla fine lasci le penne per retrocedere, mentre il Portogruaro vuole rimanere in Serie B. Quali sono le potenzialità di questo club? Ma guarda, noi abbiamo una squadra molto giovane in questo momento, anche numericamente limitata perché siamo in pochi per affrontare un campionato importante e lungo come quello della Serie B, però ci stiamo muovendo, la società si sta muovendo sul mercato per dare un contributo, comunque sarà di uomini e di qualità, comunque sarà una squadra giovane che avrà voglia di far bene, di correre e di far soffrire il più possibile gli avversari. Qual è il punto forte di questa? Il grande entusiasmo, la grande coesione, qui ho trovato un gruppo di giocatori molto amici, che sta bene anche fuori dal campo e questo sarà sicuramente un'arma in più per affrontare le difficoltà. Quali sono invece i punti da migliorare anche durante gli allenamenti o da bastonare un po'? In questo momento dobbiamo sicuramente migliorare anche il numero dei giocatori, soprattutto in difesa, abbiamo veramente pochi difensori, non abbiamo neanche la possibilità di lavorare su questo reparto importantissimo, appunto perché proprio mancano fisicamente dei giocatori. Quindi la mia priorità adesso è insieme alla società di trovare giocatori proprio che vengano a darci una mano nel reparto difensivo. Dopodiché lavoreremo costantemente su tutti i particolari perché, lo ripeto da 2 giorni, sono qua da 2 giorni con loro, questo campionato qua si vince conquistando o cedendo più difficilmente possibile 1 centimetro e quindi dobbiamo combattere per migliorare, per lottare ogni centimetro. Sul mercato c'è qualcuno che già potrebbe entrare oppure? Io spero il più presto possibile di avere difensori, la società si sta muovendo a 360 gradi, adesso non è ancora il caso di fare nomi, però soprattutto difensori. E a livello anche economico, come si mantiene questo club? Beh, con la grande disponibilità della famiglia. La famiglia mia ha fatto tanto e sta facendo tantissimo per questa squadra, l'ha portata dai dilettanti al calcio professionistico di primo livello in pochi anni e anche non facendo il passo più lungo della gamba, sa che ha una certa disponibilità, quella la mette, non può mettere di più e questo è un bene. Sono imprenditori che stanno facendo le cose per bene, hanno un'azienda al di là del calcio che rispettano molto anche per i dipendenti che hanno e questa mentalità l'hanno portata nel calcio. Si può fare bene spendendo il giusto e cercando sempre un equilibrio fondamentale. Quindi un pregio rispetto anche magari ai grandi club che ormai sperperano. Ognuno fa il conto con le tasche che ha, Sì, questa sì. è sicuramente una qualità dei miei proprietari, fare le cose con equilibrio e per bene. Stanno avanzando anche altri sponsor data la promozione in Serie B? Ce lo auguriamo, insomma, tutti quelli che vengono a portare un contributo per il Portogruaro sono ben accetti. E che altro? Non so, come allenatore, lei quando ha iniziato ha giocato anche in altre squadre? Ho giocato tanti anni, ormai ho smesso da 10 anni, sono 9 anni che faccio l'allenatore. Ho giocato in Serie A, in Serie B, però questo non conta più, conta la grande opportunità che ho avuto adesso di venire qua a Portogruaro, di allenare in Serie B. Sono un esordiente, ma ho tantissimo entusiasmo, io e i miei collaboratori più vicini, per fare bene
quindi mi impegnerò tantissimo, cercherò in tutti i modi di dare il mio contributo perché il Portogruaro possa raggiungere i suoi obiettivi. Parlando magari del calcio italiano, qual è il peggior difetto in questo momento che si vede, insomma, anche dopo i mondiali è stata una sconfitta sotto tutti i punti di vista? Quindi... In generale noi purtroppo abbiamo pochissima capacità di programmare, vogliamo ottenere tutto subito, vogliamo fare le cose in fretta che tengano un risultato immediato, non abbiamo pazienza e questo lo stiamo pagando caramente. Come si potrà uscire da questo... Con coraggio e con forza di poter investire nei giovani, nel settore giovanile, di programmare le cose e di avere la forza e il coraggio di aspettare, perché per poter fare le cose per bene ci vuole tempo, bisogna investire nei giovani, bisogna avere forza di aspettarli e questa deve essere per forza la strada da percorrere adesso. Va bene, grazie.